quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? E abbiamo chiamato un cookmaker, pare che si chiamino così oggi gli esperti di tutto ciò che riguarda il mondo della cucina. E allora, visto che c'è la crisi, noi dobbiamo chiedere per forza a lui, ad Andrea Graziano, cosa si mangerà quest'anno a Capodanno. Ciao Andrea. Ruggero, ben trovato. Ma questo sarà un Capodanno all'insegna dei prodotti siculi. Questa è una cosa bella. Tu hai parlato di crisi, ma fondamentalmente non è una ricetta contro la crisi, è anzi una voglia di andare verso la sicilianità. È di riscoprire i nostri gusti, che sono buonissimi. E quindi, a mio avviso, molti prodotti usuali per il classico cenone si trasformeranno invece in prodotti isolani. Ma quindi, per esempio il pesce, il tradizionale Dici, salmone affumicato che si usa a Capodanno, lo trasformeremo in un ottimo e ghiotto pesce siculo di stagione, magari, per esempio il capone. Quindi invece di salmone il capone, fa anche il rima. Capone, facciamo e come lo prepariamo? Ma il capone lo possiamo fare in tantissimi modi. Fritto, secondo me buonissimo, la tendenza, pastello, il fritto è il tradizionalissimo. La morte del capone. Veramente? No, è morto già prima della Il capone è frittura. morto prima. E in ogni caso cotture brevi, come in questo momento la tendenza nazionale vuole, quindi cerchiamo di esaltare il sapore del pesce e del prodotto, quindi possiamo fare una semplice affumicatura, per esempio, che anche in casa si può fare, si può fare anche una salatura, un po' una tecnica scandinava per fare questi pesci nordici, la faremo noi, la riproporremo sul capone, magari con dello zucchero di canna e del sale, ovviamente del sale siciliano, quindi un sale di Mozia. Zucchero di canna non si fa come pensi tu, tu, Nicita, è uno zucchero particolare, non è che tu puoi fare lo zucchero. Poi abbiamo tutto il pesce azzurro, lo sgombro, possiamo utilizzare anche qui con delle cotture leggere, possiamo usare le alici. Quindi insomma sostituiamo il salmone con il nostro ottimo pesce. Ma sì. E poi ancora un altro suggerimento? E poi ancora ovviamente il Capodanno si usa sempre mangiare la scacciata. Ecco. Questa è la scacciata col broccolo o la tume e acciughe, classicissima buonissima, quella siciliana. che piace a me, tume e acciughe. Ma Ruggero, la scacciata si fa con le farine di grano siciliano, di grano antico. C'è una grande riscoperta dei grani, magari macinati a pietra dagli antichi mulini. C'è una grossa riscoperta delle lunghe lievitazioni, quindi studio anche nella lievitazione. Che tra l'altro fanno anche bene, perché poi tante volte mangiamo la scacciata, ci rimane, invece con il grano, con la lunga lievitazione il problema non c'è. Fantastico, diamo una lunga lievitazione, grani poco raffinati e quindi integrali, e sentiamo la sicilianità nel piatto. E come dolce che mettiamo? Ma come dolce da catanese non potrei che dirti la ricotta. Utilizziamo la ricotta, ma sicuramente il Capodanno si presta a un bel parterre di dolci imbandito, e quindi avremo sicuramente la ricotta di pecora, che è tipica nostra del catanese, ma sicuramente anche un panettone, ovviamente artigianale. Ci sono diversi grandi artigiani in Sicilia che anche lì fanno usano ottimi panettoni, è vero. E bollicine, gli dobbiamo mettere le bollicine rigorosamente siciliane. Le bollicine, ovviamente, io ti dirò di più.
non solo siciliane, ma bollicine etnee. Quindi andiamo a prendere. C'è una mitificazione ottima sull'Etna, è vero. Un'esplosione dell'Etna in questo periodo. Abbiamo grandi Aspetterà, produttori. perché c'è l'esplosione dell'Etna, non è in eruzione il vulcano. Cioè, in questo momento un'esplosione la dal punto di vista mitificazione... vinicolo. E quindi i vini dell'Etna sono ricercatissimi, soprattutto dalla clientela estera, quindi americani, giapponesi. Ora sul vino ci torniamo, perché e quindi bollicine etnee, quindi andiamo a sentire questa salinità, questa mineralità della terra vulcanica che si ripropone in queste nostre bollicine. Già mi è venuta la fame. Senti, a proposito di cucina e tecnologia, tu hai fatto una cosa straordinaria, una nuova applicazione. Sì, dici bene. Che si chiama, dillo tu. Ma cosa c'è da ridere? Abbiamo fatto un'applicazione che si chiama Ristopad. Ristopad, quindi voi sui vostri supporti multimediali potrete trovare da gennaio il Ristopad. L'abbiamo già presentata proprio qualche giorno fa ed è un'applicazione che abbiamo presentato al ristorante, che serve fondamentalmente per andare incontro all'esigenza del cliente che vuole fare un consumo sempre più informato, quindi riguarda i vini ovviamente, cioè la gestione della carta dei vini, che quindi viene parecchio semplificata. Io posso sapere esattamente cosa bevo. Puoi sapere cosa bevi, ma tutte le informazioni non solo sul vino o sull'abbinamento, ma anche sull'azienda. E quindi da questo arrivi ai prodotti con cui prepariamo i piatti, quindi vai a vedere proprio in faccia il produttore del vino, il produttore del formaggio. Vediamo, è un contenitore ricco di informazioni per chi non vuole limitarsi solo a mangiare per soddisfare un'esigenza vitale, ma vuole sapere cosa si mangia, vuole vedere, andare oltre. Il cibo è coscienza. Ma oggi più che mai il cibo è cultura. Quindi, la gente ha bisogno di sapere. Sui vostri supportini voi vi scaricate questo Ristopad e avrete l'opportunità di avere quante più notizie possibili su tutto ciò che riguarda il cibo che state ordinando al ristorante. Senti, un'altra cosa bella che tu hai fatto è stato Chef a sorpresa, trasmissione di successo che va anche in onda su Sky. Sì, abbiamo fatto una puntata di questa trasmissione girando per Catania, dalla pescheria ai vari vicoli del centro. È stata una cosa simpaticissima, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, abbiamo fra assaggiato. Imprenditore, chef, esperto di tradizioni, ma fondamentalmente sono un mangiatore. Cioè, mi piace girare, il segreto è questo. Mi piace mangiare. Anche perché molti l'ultima novità, sì, come ti dicevo, è questo Caponata Web. Il Caponata Web ora ci sta Caponata Web è un blog dove io, insieme a degli altri scalmanati gastrofanatici, li definisco, che fanno tutt'altro nella vita, quindi andiamo dagli avvocati a pubblicitari a impiegati, si occupano come me di girare, scoprire le novità del mondo del cibo, quindi dai ristoranti superstellati, quindi fra i più importanti al mondo, alle piccole, come diciamo noi, putie, sì, le bettero, i posti fugis, le piccole realtà che vengono scoperte per comunicare in questo momento che sono questi eventi e far sì che la gente possa scoprire soprattutto le piccole chicche, quelli che spesso sono dimenticati dalle grandi guide, quelli che vado a cercare io, quelli che vai a cercare tu, che so che sei un buon gustaio, quelli si vede, e quindi siamo arrivati a fare migliaia di contatti al giorno, è diventato quasi un secondo lavoro. Tra l'altro è una cosa che facciamo senza alcunissimo scopo di lucro, proprio esclusivamente per la passione. Quindi giriamo ristoranti, raccontiamo le nostre cene, raccontiamo le piccole realtà, quindi piccole produzioni che hanno bisogno di essere conosciute. Io voglio dirvi soprattutto, non abbiate paura di mangiare non fa male, bisogna mangiare bene, lo dicono anche tutti i medici. Io ringrazio il nostro Andrea e Andrea, siccome le sorprese non finiscono mai, ti devi sorbire adesso il nostro cotechino di Capodanno. Si mangia! No, mi sono preso d'invidia dal fatto che la band... Buonasera. La band, la meravigliosa band aveva il pentolino, anch'io voglio fare... Ma lo sai che lei è all'impiedi alto tanto quanto Andrea seduto? Infatti stia seduto, per favore, no, non si alzi, Allora, abbiamo questo pentolino, ma io farò un gioco con le carte. Le va di fare questo gioco? Come no? Allora, queste qua sono le carte, mi deve prendere una carta qualsiasi, mi dica stop quando vuole. Stop! Ok, prenda la carta, la guardi, la faccia vedere a tutti quanti, io faccio vedere che le carte sono diverse. Vediamo, mettiamola a favore di camera. Allora, io volevo dimostrare quest'oggi che anche le carte hanno un'anima. Allora, guardi, prendiamo la carta. Ma che fa, mago? È il cartoccio questo. Si potrebbe fare il capone di cui parlavamo prima. Io ancora non so che carta è effettivamente. Che carta era? Era. Ce la ricordiamo, stai facendo sparire le prove, mago. Gioco, se la ricorda la carta? E come no? Gioco è bello, dura 20 minuti, però è bello. È a cottura lenta questo gioco, mago,
Allora, signori, cosa stiamo facendo? Non stiamo facendo altro che bruciare la carta, metterla nel pentolino. Sì? Non so se Sembra una cosa di quella, sai, spiritiche, tutti la fiamma, tutti vai. Allora, vediamo, sperando di non bruciarci, di vedere l'anima della carta. L'anima della carta. della carta, ovvero. Mago, lei l'ultima volta che ha fumato quando è stato? 5 minuti fa. Allora, signori, prendo un po'. Mi sto bruciando. Ma che fa? L'anima della carta la dobbiamo... Mago, lei è andato totalmente. Sì, sì, oramai sì. Signori, sta apparendo Sì? qualcosa. Ma guarda, vero? Mauro, guarda. La sua carta è era un 10 Sì? di quadri. Guarda che è vero. Fantastico. Bravo Mago. Abbiamo dimostrato che effettivamente le carte hanno un'anima. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Complimenti, non ci credevo, bravissimo.